buongiorno. Buongiorno. Cosa possiamo preparare? Mi affido a lei, la vostra specialità per una giornata di pedalate. Suggerisco una buona tazza di cioccolata calda, corroborante, fatta con l'acqua minerale naturale, quindi senza materia grassa del latte. Fantastico, Va bene? grazie. Prego. Pordenone, pasticceria Peratone, un inizio dolce di giornata, un inizio lento perché passeggeremo poi sul corso Vittorio Emanuele, andremo in stazione, caricheremo la bici sul treno e ci dirigeremo verso Sacile dove inizierà la pedalata vera e propria, dove mi aspetta la guida che ci condurrà alla scoperta di nuovi paesaggi e della meta di oggi. Oggi ti porto a Maniago, saliamo su lungo la FVG3, la ciclovia della Pedemontana, e quindi ti faccio fare un po' di strada in più rispetto alle altre volte. A Sacile saliamo su fino alle sorgenti dell'Ivenza, poi li pieghiamo, troveremo la ciclovia FVG3, tutta perfettamente tabellata e tra l'altro corre in molti tratti su pista ciclabile, asfaltata, altri tratti saranno un po' su strade tranquille, un po' su sterrato, quindi magari si può fare con qualsiasi bicicletta ma non con le bici da corsa. Un percorso adatto a tutti? Sì, magari fatto all'incontrario, forse così è più facile, si fa in discesa e agevola, specialmente chi ha famiglie con bambini. Comunque davvero molto bello, si vedono le montagne sempre al nostro fianco e ci sono molti tratti nel verde, quindi un percorso assolutamente da provare. Andiamo! Nel tardo VII secolo i Longobardi deviano il corso dell'Ivenza. Da questa ansa, un sacco appunto, deriva il nome Sacile, che nasce su questa isola artificiale come postazione militare, diventando ai tempi del patriarcato avamposto difensivo sul limes costituito dal corso d'acqua. L'acqua costituisce per Sacile un elemento fondamentale, identitario e idealmente qui trasferisce il fascino di Venezia, che dal 1420 considera Sacile la porta verso il Friuli, attribuendole in seguito l'appellativo di Giardino della Serenissima. L'acqua garantisce anche lo sviluppo economico di Sacile. Non solo vengono costruiti numerosi mulini e fucine, ma viene realizzato un porto fluviale sul luogo dell'attuale Piazza del Popolo. Le navi portano in città le mercanzie di Venezia e trasportano poi verso il mare il legname del Bosco del Cansiglio. L'attività portuale prosegue fino alla seconda metà del XVI secolo e in seguito il porto viene interrato e pavimentato. L'aspetto del centro cittadino richiama nei palazzi e nel tessuto urbano al periodo rinascimentale. Ovunque prevale un'immagine sobria, contenuta, discreta. Non abitano qui sfarzo, lusso e ostentazione. Delle mura, erette dal XII secolo, rimangono alcuni torrioni edificati nel tardo XV secolo per difendere Sacile dalle invasioni degli ottomani. Sulla piazza del Duomo si affacciano, oltre a questo, dedicato a San Nicolò, anche la casa canonica, il Palazzo Cali e il Palazzo Ovvio Gobbi. Numerose altre dimore signorili sono presenti, ma al di sopra di tutti si colloca il cinquecentesco Palazzo Ragazzoni Biglia, appena fuori dalla cinta murata.
Lasciata Sacile inizia la nostra pedalata, il primo punto che scegliamo è il panorama offerto dal Castello d'Aviano. La fortificazione, che dà il nome alla località, viene costruita verso la metà del X secolo e include ben 7 torrioni. Di questo iniziale complesso rimangono oggi solo spezzoni sberciati, a cui si aggiunge una successiva chiesa con facciata rinascimentale, dove si custodiscono anche una pala d'altare cinquecentesca con San Nicolò e un Vesperbild, immagine di pietà proveniente dall'area salisborghese del XV secolo. L'itinerario ciclabile si snoda tra i campi e i prati dell'alta pianura pordenonese. A ovest e a nord si estende la catena pedemontana che prelude alle Alpi Carniche e svetta nel Monte Cavallo. A sud invece la zona è contraddistinta dai Magredi, ampie distese ciottolose originate dal degrado di queste montagne. La ciclovia FVG3 si sviluppa da Sacile ai piedi della fascia pedemontana e dopo Pinzano prosegue verso est oltre Gemona lungo l'arco collinare. Questo è uno degli itinerari previsti dalla rete ciclovie di interesse regionale. Nei pressi di Malnisio sorge la centrale idroelettrica Antonio Pitter, ora dismessa e trasformata in museo. Costruita nel 1906, chiusa nel 1988, riattata e riaperta nel 2006, questa centrale è un superbo esempio di archeologia industriale. 2000 operai lavorano per 5 anni alla realizzazione dell'impianto studiato per illuminare Venezia e poi adattato alle diverse necessità industriali. L'ampia sala macchine, corredata dalle poderose turbine alimentata da condotte forzate, è ora trasformata in una grande sala didattica, con possibilità di eventuale visita guidata e attività interattive. Incastonata all'imbocco delle valli di Cellina, Colvera e Meduno, Maniago viene menzionata per la prima volta nel tardo X secolo. I signori locali, fedeli al patriarca di Aquileia ma capaci di accettare anche i veneziani dopo il 1420, costruiscono un castello che resiste a numerosi assalti, ma non al terremoto del 1511 e al tempo. Dall'oblio e dall'abbandono si salva solo la chiesa di San Giacomo. Sulla grande piazza, una delle più estese della regione, si affacciano gli edifici principali: Duomo, Municipio, Loggia e Palazzo d'Attimis. Il Duomo, intitolato a San Mauro, possiede un notevole rasone e custodisce alcune opere di Pomponio Amalteo. Sempre dello stesso autore, si ammira l'affresco sulla facciata di Palazzo d'Attimis, dove un leone tiene sotto la zampa lo stemma nobiliare della casata. A Maniago è inevitabile menzionare l'attività dei coltellinai, cresciuta dalla dimensione artigianale a quella industriale e testimoniata al Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie.
ripercorre 600 anni di tradizione fabbrile maniaghese, dalla derivazione del canale lungo il corso del Colvera a metà del 400 fino ad arrivare all'attuale distretto industriale. Questa è una delle particolarità di questo museo, racconta appunto 600 anni di un'attività che però è ancora viva ed il museo è diciamo così un protagonista di questa attività, in qualche modo è il suo versante culturale e turistico, è un modo attraverso cui questo settore si mette in mostra con i suoi visitatori. Entrando all'interno del museo si può entrare nell'ambiente del battiferro e ripercorrere quello che è il lavoro dei primi Fabris da Gros, così come vengono chiamati, l'officina del Favre da Figny, i primi coltellinai e poi la fabbrica. Non a caso poi il museo è ospitato dentro questo edificio che è stata la prima grande fabbrica di lame a Magnago. Siamo aperti tutti i giorni, quindi compresi il sabato e la domenica, e quindi c'è la massima libertà di orario per venirci a trovare e fatelo, veniteci a trovare. Poche pedalate ancora dal museo alla stazione per rientrare a Sacile, da dove è cominciato il nostro viaggio. Salire in treno con la propria bici è sempre più facile. Molti convogli hanno un apposito spazio o compartimento dove sistemare la bici e depositare eventuale bagaglio pesante. In questo modo è possibile raggiungere in comodità la stazione scelta per la partenza del percorso da svolgere in bici e soprattutto non è necessario tornare sul luogo di partenza. L'integrazione tra il treno e la bici è una buona alternativa a basso impatto ambientale. La giornata in bici lungo la Pedemontana si è conclusa, si rientra a casa, ma c'è un'alternativa. Per iniziare domani un nuovo percorso, partendo sempre da qui, si può passare la notte al Bike Hotel Due Leoni in Piazza del Popolo. L'Hotel Due Leoni è un albergo inserito nel centro di Sacile, ospita i bikers, i ciclisti, spesso e volentieri. Diamo loro a disposizione un box chiuso dove poter riporre le biciclette. Tra l'altro nel caso delle piccole riparazioni abbiamo una serie di attrezzi. Per danni maggiori ci rivolgiamo ad un riparatore che si trova a 3 o 4 minuti a piedi dall'Hotel Due Leoni. Inoltre c'è la classica colazione rinforzata al mattino che parte già dalle 7, quindi chi ha itinerari da esplorare eccetera può già partire presto al mattino fino alle 10 insomma. Da dovunque scegliate di partire, appuntamento alla prossima tappa. Saluti e bici!